è stato interessato l'intero stabilimento, non so che cosa si riesca a salvare. Brucia da oltre 24 ore lo stabilimento Coatti di Arbizzano di Negrara, andato quasi completamente distrutto nell'incendio in cui è rimasto gravemente ferito nel tentativo di mettersi in salvo un operaio di 49 anni, romeno, ricoverato all'ospedale di Borgo Trento. Rimane in condizioni critiche per le fratture plurime, ma non è in pericolo di vita. Nella notte il sindaco Roberto Grisona ha aperto il COC, il centro operativo comunale. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del fabbricato stanno proseguendo, così come gli accertamenti dell'ARPAV rispetto agli inquinanti immessi nell'aria dalla densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Il calore e la contemporanea presenza della stabilità atmosferica hanno fatto sì che i fumi si alzassero a grandi altezze, rimanendo sospesi nell'atmosfera fino a 1 chilometro, hanno fatto sapere dall'Agenzia per l'Ambiente. Ciò ha comportato concentrazioni poco significative di inquinanti a livello del suolo. Rientrano ancora all'interno dei parametri di tollerabilità da un punto di vista di salute, quindi questo ci tranquillizza i cittadini, nonostante l'odore e i fumi che arrivano sono di forte intensità, soprattutto nelle vicinanze. Abbiamo per prudenza detto ai cittadini di uscire con le maschere, con le FFP2, e di rimanere più possibile in casa con le finestre chiuse ed evitare tutte le attività che non sono necessarie all'aperto. Sempre a scopo precauzionale è stato sospeso il mercato a chilometri zero di Novare. Al di là della conta milionaria dei danni si apre anche il tema occupazionale. Sono occupati 250-300 lavoratori, quindi è un dramma anche da un punto di vista sociale, lavorativo. È un'azienda molto qualificata e stava anche per il prossimo futuro pensando a ulteriori espansioni ed investimenti. Purtroppo questo dramma, questa situazione si ripercuote sulla stessa azienda, sugli stessi titolari, ma anche su queste 200-300 famiglie che sono purtroppo interessate da questo dramma.